Audite, somos in novissimis temporibus. Udite, siamo proprio ai tempi della fine. E questo grido, questo annuncio di una fine, momento tremendo e glorioso per la storia dell'umanità, per la storia della Chiesa, la fine che ha un nome, Gesù Cristo. Un buon annuncio per tutti quelli che lo amano. È un annuncio di giustizia per chi cerca la vera giustizia. Questo annuncio lo do questa volta da Rocca Sant'Angelo, sede della mia comunità di famiglie, e dove mi trovo per poche ore prima di tornare ad Assisi, dove ormai sto sempre notte e giorno. Alle mie spalle un mare di nebbia e non si vede purtroppo, ma c'è poi Perugia, dove è stato nominato cardinale il vescovo di Perugia, Gualtiero Bassetti. Una novità anche nella procedura normale della Chiesa, per cui i cardinali vengono presi per lo più da sedi cardinalizie, da città importanti. Ma Perugia è sempre più importante perché ormai è in corsa per essere riconosciuta come capitale europea della cultura, un riconoscimento di grande prestigio verso cui sta muovendosi in stretto collegamento con Assisi. Assisi, diciamolo pure, è la capitale mondiale della spiritualità. Sapete che Assisi è patrimonio mondiale per i suoi valori religiosi, culturali, artistici, ma è soprattutto il santuario del mondo. C'è un collegamento stretto storicamente tra Perugia, dove Francesco fu imprigionato e passò buoni mesi in reclusione prima che i genitori lo riscattassero, e cominciò lì a maturare la sua conversione nella sofferenza. Perugia, tra l'altro, è molto cara a me perché vi ho fatto l'università, la facoltà di agraria, soprattutto vi ho incontrato un profeta umbro che mi ha riportato nella Chiesa cattolica, quindi anche per me Perugia è stato inizio di conversione. Vi conobbi ormai tanti anni fa Marcello Ezechiele Ciai, questo profeta di Assisi che abita proprio qua sopra in un vecchio fienile riadattato ad abitazione sotto un tetto coperto da un tendone perché ci piove dentro, e alle mie spalle un cipresso che lui stesso ha voluto piantare vicino alla sua casetta, che gli ricorda che si avvicina il momento del trapasso, quando passerà a miglior vita, come si diceva saggiamente una volta. Ma il momento del trapasso si avvicina per tutti, anche se se ne parla molto poco, ed è il trapasso a quel miglior mondo che sarà inaugurato da nostro Signore Gesù al suo ritorno. Sì, e non finiremo mai di approfondire i segni che precedono il suo ritorno, l'importanza di prepararsi a un evento che sempre più si avvicina. La nomina a capitale europea della cultura per Perugia, bene, riguarderà il 2019, e facciamo tanti auguri a questa città, ma anche possiamo chiederci: ci arriveremo? È una saggia posizione di veri credenti fare il conto alla rovescia e dire: ma siamo sicuri che arriveremo a quella data? Il ritorno di Gesù è sempre più vicino, e mentre facciamo il nostro, tutto quello che possiamo fare anche per migliorare le cose che ci sono intorno, per condividere le cose belle anche di questa regione, che è la regione più bella del mondo, ricordiamoci che dobbiamo essere pronti a staccarci da tutti, e lo possiamo fare se siamo uniti, attaccati a quel nostro Signore che è venuto su questa terra per portarci alla vita eterna e per portare un mondo di amore, pace e giustizia vere.
audite sumus in novissimis temporibus, udite, siamo proprio nei tempi della fine.